Beatrice, hai pianto tutto questo tempo. Sì, e ne ho ancora da spandere di lacrime. A me questo non piace. E perché? Lo faccio liberamente. Io non ho dubbio che la tua bella cugina sia stata calunniata. Come stimerei un uomo che sapesse raddrizzare questo torto? Ma c'è una qualche maniera di mostrarti questa amicizia? La maniera c'è, bella e dritta. È l'amico che manca. Toh, le cose fattibili a un uomo. Fattibilissima, ma da un uomo, non da te. Io, io non amo niente al mondo come amo te. Non è strano? Sì, è strano come... non so come. Io pure potrei dire che non amo niente al mondo come amo te. Ma non devi credermi. Eppure non dico menzogna. Non confesso niente. Non nego niente. Mi dispiace solo per mia cugina. Sul mio onore tu mi vuoi bene. Non giurare per poi rimangiartelo. No, perbacco. Io giuro che tu mi vuoi bene e faccio mangiare le parole a chi dice che non ti amo. Quindi non ti rimangi la parola. No, no. Con nessuna salsa che si possa inventare, io dico che ti amo. Allora Dio mi perdoni. Per cosa? Mi hai fermata in tempo. Stavo per dirti che ti amo. Ma dillo con tutto il cuore. Ti amo con tanta parte del cuore che non ho più cuore per dirlo. Avanti, ehm, dimmi di fare qualunque cosa per te. Ammazza Claudio. No, neanche per tutto l'oro del mondo. Dicendo di no, ammazzi me. Aspetta, Aspetto, ma sono lontana. Tu non mi vuoi bene Beatrice, affatto. Fammi andare via. Beatrice, Fammi andare via, aspetta, ti prego. aspetta, prima facciamo la pace. Fare la pace con me è più facile che affrontare il mio nemico. Ma Claudio è il tuo nemico? Perché? Non è forse un farabutto di prim'ordine, l'uomo che ha calunniato, rovinato, disonorato mia cugina? Se fossi un uomo, portarla in palmo di mano fino al momento di darle la mano e poi svergognarla davanti a tutti, con una calunnia spudorata, con un odio smisurato. Dio, se fossi un uomo, gli mangerei il cuore in piazza. Ascolta, Beatrice, Parlare io... con un uomo al balcone, bella trovata. Beatrice, senti, Povera ero, io... rovinata, disonorata, umiliata. Bea, io devo dirti... Principi e conti, bei principi questi principi, bel conte dei conti, il conte di Marzapane, bel cavaliere davvero. Se fossi un uomo per lui o avessi un amico che fosse uomo per me. Ma gli uomini sono solo capaci di riverenze, vero? Il loro coraggio si squaglia in complimenti e di un uomo non resta che la lingua. E che lingua puntuta. Bastano uno spergiuro, una calunnia e un uomo si sente un Ercole. Ma se non posso diventare uomo per volontà, dovrò morire donna per disperazione. Aspetta, Beatrice, aspetta. Io ti voglio bene. Lo giuro su questa mano. E allora usala per qualcosa di meglio che giurarci sopra. Tu credi veramente che il conte Claudio ha fatto torto a Ero? Ne sono sicura, come sono sicura che ho un'anima e un cervello. Basta così. Io mi impegno. Lo sfiderò. E ora ti bacio la mano e così ti lascio. Ora, per questa mia mano il signor Claudio me l'ha da pagare, è salata. Tu pensa di me ciò che sentirai di me. Vai a consolare tua cugina. Io devo dire che è morta. Così sia.
Addio. Ciao, ciao, buongiorno a tutti, benvenuti, bentrovati. Siamo in diretta da casa Shakespeare, anzi io resto a casa Shakespeare a raccontarvi una storia. E l'abbiamo Aspettando fatto, lo stiamo Solimano. facendo con Benedetto e Beatrice, che altri che non sono che i nostri Michele Bonvini e Giulia Tomelleri. Ciao, grazie. L'abbiamo fatto in maniera diversa dal solito, l'abbiamo fatto partendo direttamente dal dialogo e andando a raccontare la storia di Molto rumore per nulla attraverso forse il dialogo più forte, quello tra Benedetto e Beatrice. Nel momento... Giulia, abbiamo dei problemi con Soli? No, No, perché? Mi senti, No, dov'è? Michele? Michele non mi io ti sente. sento. Va bene, Io allora ti Non- facciamo sento. così. Io provo a rimettere, a fare rientrare Michele, che riesce a sentirci. Michele, è andato tutto bene, eh? Il dialogo ha funzionato alla perfezione, forse adesso ci sono un po' di più di problemi. Michele, dammi un cenno se riesci a sentirmi. Un segno ok o no, non mi senti, sei bloccato, non arriva il Io mio vi audio. sento. Tu mi senti forte e chiaro, va bene, dai. Allora facciamo così, tolgo temporaneamente Michele, provo a riaggiungerlo e se no facciamo la stessa modalità. Ci sono per fortuna insomma inconvenienti che sono capitati non tra i due interpreti. Abbiamo sconvolto totalmente l'ordine delle cose. Abbiamo sconvolto l'ordine dei fattori, il risultato speriamo non cambi. Siamo Intanto puniti buongiorno a tutti quanti, dallo eccoci streaming. qua. Ciao, ciao Licia, ciao, grazie, una guerra di sentimenti davvero. Ciao, ciao Andrea, ciao Salgono i Gino. commenti. E anche questo, sì, 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 direi che è stato interessante l'idea di invertire, no? E partire direttamente con il dialogo. Adesso provo a sentire, Michele, tu riesci a sentirci oppure no? No, Michele non riesce a sentirci. Allora, intanto andrei avanti con te. Giulia, intanto chiedo a Michele di rientrare, provare a uscire, rientrare, vedere se appunto se funziona. Intanto salutiamo anche Licia. Ciao, grazie, abbiamo visto che c'era. La variazione nella modalità, assolutamente sì. Ciao Giulia, ciao, che bello rivederti. Giulia Chelotto è stata con noi all'inizio. E insomma, dai, ci siamo tutti quanti, quindi adesso possiamo proseguire col nostro racconto, un racconto che mette assieme non solo il dialogo che è appena stato fatto da voi e poi mi piacerebbe raccontare, anche capire come è arrivato questo dialogo, ma anche con la storia stessa del Molto rumore per nulla. Quindi se vuoi intanto accennare un po' a quella che è la trama e soprattutto cosa è interessante nelle modalità con cui è stato letto questo Molto rumore per nulla, ti ringrazio. Intanto provo a far rientrare Michele. Allora, racconto in breve la trama. Innanzitutto, Molto rumore per nulla è stata spesso a lungo considerata una commedia romantica, ma forse rientra più, diciamo, nel modello del tragicomico. Allora, l'opera inizia con il nobiluomo Leonato a Messina, che appunto prepara, diciamo, l'accoglienza per Don Pedro d'Aragona, che sta rientrando da appunto una serie di non ben identificate campagne d'armi. E appunto Leonato ha una figlia, Ero, e una bellissima figlia, e vive con il fratello e la figlia di quest'ultimo, Beatrice, che è una ragazza dall'intelligenza molto spigliata e appunto anche dai tratti a volte spigolosi. Don Pedro d'Aragona rientra con una serie di amici, Claudio e Benedetto, che ha, come dire, un carattere molto affine anche a quello di Beatrice. E assieme a loro c'è anche il fratello di Don Pedro, che è Don Juan, che è una persona molto forse anche ombrosa. E Claudio e appunto Edero si innamorano, decidono di sposarsi. Nel frattempo Benedetto e Beatrice riprendono una sorta di schermaglie che sembrano, diciamo, affondare
le loro radici così nel passato. E nella settimana, diciamo, che precede le nozze, gli amici e gli amanti decidono un po' di mettere alla prova Benedetto e Beatrice, quindi di farli innamorare, far rivelare l'uno all'altro il loro amore. E in tutto questo, diciamo, scenario comunque di gioia si intromette Don Juan, che decide, diciamo, come dire, di sabotare la felicità di tutti, e lo fa chiedendo a Borraccio, un suo amico, di sedurre Margherita, che è la dama di compagnia di Ero. E quindi che cosa succede? Margherita viene, diciamo, sedotta da Borraccio al balcone della finestra di Ero. Claudio viene condotto la sera stessa e vede questa scena e quindi crede di assistere in realtà al tradimento di Ero, e quindi decide furioso di vendicarsi il giorno delle nozze. Quindi il giorno delle nozze di fatto svergogna Ero davanti a tutti, quindi c'è una scena molto drammatica nella quale appunto Ero viene accusata di tradimento. Leonato, il padre stesso, la accusa. La famiglia decide di far finta che Ero sia morta di dolore e in questo tempo sospeso di provare, diciamo, a ripristinare l'ordine delle cose, la realtà, e quindi anche di rivendicare, se possibile, l'innocenza di Ero. E diciamo il dialogo che noi abbiamo appunto portato è estrapolato dalla scena immediatamente dopo queste nozze mancate, quindi è l'atto quarto, scena prima, in cui appunto Benedetto e Beatrice si confrontano, ed è forse tipo un po' il primo momento in cui effettivamente si rivelano anche il loro sentimento. E appunto Beatrice chiede a Benedetto di uccidere l'amico Claudio per vendicare l'onore di Ero. Poi fortunatamente in realtà Borraccio rivela il misfatto, viene sentito da alcune guardie, per cui diciamo viene ripristinato l'ordine delle cose, e quindi Leonato chiederà poi a Claudio di dichiarare pubblicamente l'innocenza di Ero e lo costringerà a sposare apparentemente una nipote, che poi in realtà il giorno delle nozze si rivela essere appunto Ero, che non era morta ma era stata si era, diciamo, finta tale. E nel giorno delle nozze di fatto poi Benedetto chiederà a Beatrice di sposarla, e quindi diciamo l'opera si chiude con questo doppio matrimonio. Esatto, le commedie di Shakespeare si chiudono sempre con dei matrimoni che si aggiungono ai matrimoni previsti. Beh, Però, complimenti per la spiegazione, che per riuscire a seguire l'intricata vicenda non è niente male, giusto? Intanto è rientrato però, anche Michele. ecco, ciao Michele. Io non sono mai Però, uscito. La ma linea che... comunque la cosa interessante è che insomma in quest'opera in realtà ci sono un sacco di elementi che si mescolano e che sono tutti in realtà importanti e non sono isolabili o non sono preponderanti. Con buona pace di chi invece ha visto magari nella vicenda tra Benedetto e Beatrice il nucleo centrale dell'opera. In realtà anche tutti gli elementi più secondari sono funzionali, diciamo, alla costruzione dell'opera, che diventa proprio una quintessenza un po' della vita reale. E poi l'altra cosa interessante è che i critici sono concordi nel ritenere che già nel titolo inglese, quindi Much Ado About Nothing, ci fosse comunque un gioco tra il nothing inteso come niente e il noting inteso come notare. E infatti l'intera opera si costruisce su questo gioco di illazioni, di notazioni sbagliate, che poi in realtà portano al niente, il niente dell'infedeltà di Ero, ma anche il niente dell'avversione tra Benedetto e Beatrice. E in realtà, infatti, sotto la superficie di questa avversione, di questa dialettica così mordente, anche aggressiva, in realtà si cela un'attrazione e anche proprio forse un bisogno di dedizione amorosa, che ha molto del carnale e del fisico invece che dello spirituale. Sì, No? sì, anche E poi è bello, scusa. No, dicevo anche una grande pretesa, no, di amore, cioè non mi concedo a te, sia io maschio nel rivelarmi che io femmina nel rivelarmi, solo se sono certa di ricevere tantissimo, perché so che ho tantissimo da dare, senza E anche citare è Giulietta bello Romeo. perché
è come se loro due all'interno dell'opera si riconoscessero in una stessa modalità linguistica, cioè come se loro due parlassero la stessa lingua, tant'è che anche quando poi si rivelano in realtà il loro amore, la dialettica comunque non cambia, cioè diminuisce leggermente la cattiveria, però il tipo di scontro giocoso rimane comunque sempre quello. E poi ci interessava anche perché effettivamente nell'opera Shakespeare introduce e mescola tutti gli elementi canonici della commedia, quindi non so, l'imbroglione che rimane imbrogliato, gli amanti che diventano avversari, gli avversari che poi si scoprono innamorati, e diciamo che tutto è retto però dal vero regista, che è la fortuna, e che ha, diciamo, gli elementi, esatto, e però mescola appunto questi elementi tipici della commedia in un modo tale per cui c'è comunque una certa affinità con la tragedia, non solo magari nei passeggeri momenti, diciamo, tragici e drammatici, ma anche un po' nel sottolineare il senso del transitorio, comunque il senso del divenire e anche dell'insipienza umana. Sì, ma anche se vuoi, scusa se ti interrompo Giulia, anche il fatto di, appunto, nei vari elementi, anche quello del travestimento, del travestirsi che si traduce in una festa in maschera addirittura, no? Che è quella del primo contatto, la prima percezione del rapporto tra Beatrice e Benedetto, dal fatto che uno si rivela all'altra all'inizio in maniera nascosta, cioè Benedetto ascolta di nascosto, è nascosto e sente, no, lei che si rivela e il contrario, ma anche con la finta morte di Ero e quindi cioè ci si nasconde addirittura dietro un ipotetico cadavere, oppure se pensiamo anche appunto al tradimento perpetuato da Borraccio con Margherita, qualcosa a cui credo perché a cui voglio credere forse, no? Sono così pieno di me che non metto in dubbio che quello che ho visto sia la realtà, anche se invece non la è. È molto, no, è interessante questa cosa perché ci avvicina anche a questo confronto, no? A questa modalità di relazionarsi che c'è, cercando una relazione attraverso uno strumento, quindi perdendo la relazione dei cinque sensi, se escludiamo naturalmente la vista, che comunque è l'udito, che sono presenti anche se filtrati, e quindi è interessante, e per questo mi è piaciuta la vostra intenzione di partire subito con il dialogo, perché mette in luce una possibilità, un possibile scambio e mescolarsi tra realtà e finzione attraverso appunto la fruizione di uno schermo. E infatti il vostro, poi io volevo dirlo che nessuno dei due aveva lavorato prima su Molto l'onore per nulla, ma soprattutto nessuno dei due si era mai incontrato dal vivo, giusto? No! Non ho sentito, nessuno dei due? Si era incontrato dal vivo. Ah, no. Cioè, forse abbiamo ricostruito la storia forse una volta sì, ma inconsapevolmente, ma perché t'avevo sostituito in un Romeo e Giulietta 3 anni fa a Monselice, sto lì. Ah, ok, allora sì. E Quello... quindi ci è venuto in mente che però tipo assolutamente abbiamo fatto lo spettacolo e via. E allora, Michele, come è stato e che scelte avete fatto nell'incontrarvi, nel conoscervi attraverso appunto la video chat o comunque non dal vivo? Beh, E come avete provato anche? Cioè, intanto abbiamo preso in considerazione la scena che dovevamo fare e abbiamo notato che di per sé la scena parlava per sé, era in sé risolta, compiuta, quindi forse abbiamo ritenuto che potesse bastare o comunque fosse molto importante incentrarci sulla relazione. Viceversa, se uno dovesse fare l'intero spettacolo molto rumore per nulla, un regista deve avere idea dell'arcata, di come si sviluppa la storia, le vicende, per poi dare suggerimenti. Ma noi, lì per lì, avevamo tutto il materiale che ci serviva. Era la storia di due persone che avevano avuto un trascorso amoroso e che mettevano alla prova l'amore l'uno dell'altro, le certezze amorose l'uno dell'altro, fino a che Benedetto non viene persuaso e decide di dare questa prova
di coraggio e d'amore, ecco. E quindi, consci di questa situazione, è diventato molto strano perché, appunto, come hai detto tu, io e Giulia non ci conosciamo ed è quasi l'abbiamo incentrato, oltre alle prove, la telefonata era un po' provavamo, e la metà del tempo chiacchieravamo e ci rendevamo conto delle cose, no? Perché poi diventava davvero un lavoro sulla relazione e solo quello ci rimaneva, perché insomma, poi anche una volta in scena, come abbiamo fatto adesso, avremmo avuto solo il volto l'uno dell'altro davanti. Dunque l'approccio che abbiamo voluto avere è stato fondamentalmente rivolto all'interazione, alla relazione e allo strumento che avevamo. Ecco, siamo diventati immediatamente consapevoli, come se ci fosse Posso, stato bisogno di esserlo, no, consapevoli dello spazio, del mezzo, dello strumento, no? Michele, Cioè, posso dimmi. un attimo, poi ti faccio proseguire. È interessante questo perché poi il teatro è soprattutto relazione, no? Relazione con se stessi, con il compagno e col pubblico. E quello che stai dicendo è fortissimo perché mi sta dicendo che visto il limite nella possibilità di relazione, ancora di più è stato importante relazionarsi e quindi anche a discapito magari di un approfondimento della scena o del contenuto, però creare il più possibile dare il più possibile forza a una relazione senza arrivare a punto di contrasto. Intanto, scusa, poi ti faccio andare avanti, volevo risottolineare alcuni commenti, quello di Andrea, bellissimo, mai che gli uomini vengano accusati, sempre le donne, sti maschi sciovinisti, e poi ancora Licia che dice bellissima spiegazione Giulia, invece altri due commenti di Andrea interessanti, il velo che disvela la verità, e che cos'è la verità se non aletheia, cioè il disvelamento. Un saluto invece per Stefano Di Simone, che ho avuto il piacere di incrociare in teatro, ovvero ci siamo proprio scambiati i ruoli in uno spettacolo tanti anni fa, e invece lui è stato proprio Leonato assieme alla Massimo Roberto e Carla Totola, nel Molto rumore per nulla, messo in scena dalla compagnia Giorgio Totola. Intanto poi c'è invece Gino Manganotto che fa i complimenti per il riassunto molto chiaro e completo, per le spiegazioni brava Giulia Cassini, e diceva anche chi è, dov'è? Dopo invece scrive scusa Giulia Tommelleri, scusa, quindi si è ripreso. E ancora, eccolo qui, anche Ero sarà colei che si crede. Grazie Andrea di questa puntualizzazione. Ecco, interessante che cioè quella che appunto è una commedia, no? che potrebbe apparire molto leggera, accende tutta una serie di ragionamenti e quindi Ma anche già dal titolo stesso, cioè in realtà questa indeterminatezza che c'è nel titolo lascia un po' a chi legge, no, la possibilità di dare il senso che vuole, e sembra quasi un po' una definizione della vita stessa, no? Cioè, quindi se Molto rumore per nulla è il piccolo mondo che è descritto lì, è un po' il riflesso del mondo più grande, è come appunto dire appunto che la vita è molto rumore per nulla, ed sembra quasi il risvolto comico della definizione del Macbeth, per cui è un racconto, no, fatto da un idiota pieno di grida e furia che non significa niente. C'è un po' questo. interessante questa. Sì, anche perché poi il Poi in questo finale momento di determinatezza, in questo momento storico, però in realtà non era molto. Beh, però c'è una battuta di... vai. C'è una battuta di Vado. Sì. C'è una battuta di Beatrice in cui fa aspetto ma sono lontana, no? Cioè, in realtà quella battuta vale, no? Vale anche in questo caso. Quindi abbiamo analizzato il testo e la relazione, però lì per lì, fatto su un palco o comunque fatto di presenza, il suo sono lontana rispetto a te, rispetto alle tue emozioni, rispetto a quello che senti. Tuttavia prende un nuovo significato, no? Se diventiamo improvvisamente consapevoli del nuovo mezzo che utilizziamo e della nuova situazione. Difatti, per concludere quello che dicevo prima, ci siamo proprio basati
abbiamo cercato, ecco, di basarci sulla tempistica di una video call, di una comunicazione di video call con tutta la sua quotidianità, con tutta la sua semplicità, no? E questa è stata un'operazione. E poi sempre rispetto a quello che hai detto tu, Solimano, e chiunque ci possa ascoltare e che ha avuto esperienze di palcoscenico o di repliche, faccio riflettere a chiunque che lo stesso spettacolo che fai la prima data, lo stesso che fai dopo 20 date cambia, ma perché cambia non tanto, cambi te, cambia la compagnia, cambia la relazione che hai con le persone, ancora più che hai scoperto nuovi sensi, cambia il feeling che hai con le persone. Quindi il lavoro anche che ho fatto con Giulia è sì, facciamo questo dialogo, ma conosciamoci perché cioè, comunque questi personaggi devono avere un'intimità, insomma, comunque navigata e quindi anche scherzare, anche parlare mezz'oretta al telefono di cosa abbiamo fatto nella giornata ci portava ad avvicinarci in qualche modo, no? Sì. Insomma, permettendo che io e lei non ci conoscevamo, quindi questo era per far capire anche a chi magari non fa teatro, ma che cosa serve, che cos'è la relazione e come poi abbiamo cercato di sopperire a questa mancanza in questa contingenza, ecco. Sì, forse, sì, mi intrometto, il tentativo è stato un po' quello di far vivere il dialogo, no? Quindi di dare al dialogo una vita sua e di farlo un po' come se dovesse ridiventare se stesso in un tempo nuovo, che è quello di adesso, con questi limiti e con queste modalità. Ma che è, sì, esatto, che è quello di adesso. Pensa il limite che abbiamo adesso è di non essere fisicamente vicini, e pensa quando poi saremo vicini e staremo davvero mascherati. No, guantati e mascherati, perché insomma la fase 2, la fase 3 che siano, sarà poi uscire ma con la mascherina che lascia liberi solo gli occhi, quindi andiamo a nasconderci ulteriormente. Quindi guarda come testo ha centrato assolutamente il periodo. Quindi E il anche, momento vabbè, perfetto per eliminare Claudio. esatto. Il momento Guarda, perfetto per far fuori Claudio, io Claudio, mascherato, coperto. c'è questa cosa che Aaron alla fine si presenta come cugina e poi si svela. Caspita, io penso sempre, no, con che spirito va a sposarsi all'uomo che ama, che però l'ha ripudiata davanti a tutti. Cioè, il paragone, e per questo poi prende forza Benedetto e Beatrice come coppia, è che Benedetto nel dubbio sceglie lei, no, kill Claudio, e lui gira, poi dice va bene. L'altro nel dubbio sceglie il suo onore, quindi c'è una differenza di maturità, di profondità anche molto forti, ed è una bella riflessione anche rispetto appunto a quello che stiamo vivendo e a quanto dobbiamo, quando poi riusciremo e riprenderanno le relazioni normali, se dare prevalenza al nostro ego, al nostro io, al io vengo per primo, oppure a mettersi in ascolto e anche fidarsi dell'altro e dire mi fido di te. Questo insomma è molto, molto interessante, con tutte le parentesi che può aprire. Va bene, dai, basta, ci siamo dilungati tanto, però ci stava per il contenuto. Grazie per la modalità diversa, che ancora una volta testimonia il fatto che stiamo sperimentando. Abbiamo ancora gli ultimi 3 giorni, domani, dopodomani e martedì. Domani abbiamo 2 giovanissimi, Giovanni Brunelli e Giorgio Perriz, che si misurano sui 2 gentiluomini di Verona, e vero, Michele è stato uno dei nostri, è stato Valentino nella produzione del 2016 con bellissimo. Poi tra parentesi, ecco, Valentino nel 2016, poi mi piace ricordare anche che è stato il nostro Lucenzio nella Bisbetica Domata, che tuttora è il nostro Lucenzio nella Bisbetica Domata, giusto Michele? Sì, sì. Anzi, ho debuttato con Lucenzio nella Bisbetica Domata e poi è venuto Esatto, Valentino. è È vero, è vero, stato è vero, è molto vero. divertente come sono arrivato fin da voi. Sì, 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 sì. Dopo... Oddio, Michele è davvero straordinario, perché ha una modalità anche di approccio unica e inimitabile. Però appunto è nato fin da subito, fin dal provino con Sì. 200 persone provenienti da tutta Italia, e lui che arriva non era registrato, non era previsto, eccetera. È rimasto, si è fatto tutto il giorno la gavetta. Prego.
Ho aspettato, però posso dire una cosa, il fatto, tutto era nato da un misunderstanding perché avevo trovato il bando su un sito che pubblicava ancora aperto il bando fino a una certa data, quindi mi sono candidato rispettando la chiusura del bando. Poi voi mi Esatto. avete detto no, ma noi in realtà cioè, sarebbe stato chiuso prima, no? Io fondamentalmente, basandomi su quel bando, non avevo accettato la risposta, ah sì, siamo già completi, ciao, chiusa lì. Ho detto no, io ho aspettato l'ultimo perché volevo essere certo di avere un prodotto che potesse soddisfare, insomma, che potesse essere Bravissimo. all'altezza. E adesso mi E, presento uguale, aspetto, mi vedono e via. Adesso siamo qua. e comunque sì, Quindi, e dopo ti sei messo a disposizione con grande generosità. Va bene, dai, grazie. un piacere. Allora facciamo un ultimo saluto, prego Michele. Ciao a tutti, ciao a tutti. Giulia. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Grazie veramente a tutti quanti di essere stati con noi, di aver condiviso. La relazione è appunto tra noi attori, ma tra noi attori e il pubblico, quindi grazie Stefano di essere rimasto fino ad adesso, grazie naturalmente anche Licia e tutti quelli che hanno continuato a seguirci. Ecco, mi piaceva, l'ho sottolineato anche ieri, non è importante la quantità, è importante la qualità della relazione. È interessante questa cosa, no? Anche nella revisione di che cos'è la cultura, di come andrà sostenuta nel futuro. Grazie intanto Franco che sei stato presente. E ecco, diventa uno strumento interessante appunto vedere che c'è un bacino di utenza che non per questo deve essere numerosissimo e che può avere un senso la nostra presenza oppure no. Allora noi ci diamo appuntamento per domani, ore 19, i due gentiluomini di Verona, terzultimo appuntamento di Io resto a casa, Shakespeare. Ciao a tutti.